via, oggi mi prendo il venerdì di ferie, questo perché ho avuto due clienti molto logorroici. Purtroppo esiste gente così, non è gente cattiva, assolutamente Poretti, è che, come posso dirti, fai il preventivo per un lavoro tipo di 2 ore e fai 2 ore di lavoro, 9 ore minimo al telefono e 6 ore di modifiche. Hai capito? Mentre altri clienti preventivi 2 ore di lavoro dicono ah, ok, perfetto, tutti contenti, buon, basta, ciao, fattura e arrivederci. Capisci? A conoscerli prima sì, dici se un lavoro vale 200 euro glielo fai 1000, però insomma cazzo, non è che uno ha la sfera di cristallo per capire sempre chi ha davanti. Quindi ecco, pubblico, un consiglio che do anche a voi, meccanici, grafici, eccetera eccetera, insomma i liberi professionisti, le partite IVA eccetera, chi vi fa un servizio, appena vi inquadrano che gli fate perdere tempo, che fate 1000 domande, che gli fate fare varie prove, siete indecisi eccetera, ovviamente vi lievitano i prezzi in una maniera mostruosa. Se voi, questa è una cosa che ho imparato negli anni, non solo in prima persona ma proprio anche con altre persone, meno tu rompi le palle, più faciliti il lavoro agli altri e anche più povero ti fai vedere e anche meglio vieni trattato, insomma dai, perché far perdere tempo alla gente, dopo questi giustamente quel tempo lo devono mettere in conto. Tramonto un po' e la gente che appressa e non si ciuccia il tramonto, yo. Serve funghi. Che non dovevo far video, però stiamo andando a testare quella bellissima area camper dove abbiamo trovato il Tu lassù nei monti con Annetta, dove c'è la casa del Papa. No, non dei monti a casa del Papa, c'è occupazione, qui non si può fare che robe. Nota interna per Singano. Oh, no Paval, no, cosa messe è mio. Qua c'è l'albero, c'è il nocciolo, l'albero delle noccioline, ok, attaccato al ponte, cos'è, Rusalén, ok? L'Uselin della Comare. L'Uselin della Comare. Ecco, ora, eccola la chiesetta col coso panoramico che dicevo. Questa è l'acqua. È vero, stavolta non mi vuol far mangiare l'erba matta. Allora, abbiamo trovato anche l'albero delle noci, o meglio l'ha trovato Marco. Guarda una roba interessante, che io non avevo mai visto, le noci crude. Cioè, sembravano tipo gli amoli da fuori, no? Perché è tutto, no, non vedi, è troppo lontano. È tutto tipo un'oliva gialla chiara. Sì, ma non c'entra un cazzo con la noce. È un buon profumo, ma non proprio un odore che proprio non c'entra nulla con la noce. Crudo. E qui fanno il noccino, lo fanno con questo. La noce è cruda quando fai il noccino, non è quella secca. Ape molto vintage. Allora eccoci qua, allora risaluto il Tu, no, che avevamo trovato qua quella volta, che adesso neanche non c'è. Siamo ritornati nell'area camper di Lorenzago di Cadore. Pensate quanti rincoglioni io che ieri non avevo visto sta panchina, perché quella bella, vedi, è lì in alto sopra il Cocus della montagna. Questo posto ricordo era quello della puntata della casa del Papa Giovanni II. Digherei che si aveva a dire una roba che è così. Vai, dica il discorso del prima, com'era? Come è? Dai, com'era? Dai che ti ha fatto ben prima. No, non lo fa più, è timida. Aspetta, perché mi sente sempre Filini quel che lo organizza e robe. Marco, dove andà? Fare io Marco quelli a doccia. A Marilena devo farsi a turista qua, devo pizzarsi il panorama. Un breve ricordo di quando ero giovane, molto giovane, tanto giovane, perché se un giorno arrivi a 90-100 anni, ovvio che a 39 sono molto giovane, cioè matematica, e che ero con i miei amici, qua così, un paesino, Lorenzago di Cadore, che ci pinciavamo il gelatino, eravamo tutti giovani, guarda, vedi, tutti giovani. No, io sono diversamente vecchio. Lo sta. Vedi, confermo, l'altra volta avevo quel sesto senso che era una torretta dei pompieri, infatti guarda, in basso, guarda, scuzzate, guarda, pompieri, tu hai visto? Sesto senso del Singano, le meglio che quelli a Whirlpool. Alla regia ci dicono che questo è un albero di albicocche, lo hanno brillantemente dedotto dal fatto che sopra c'erano le albicocche. Il coniglio da guardia, cioè qua io uso i conici da guardia invece dei cani, guarda che misteri. Ciao Beisa! Si chiama Pippo. Pippo? Sì. Ciao Pippo, grazie. Bella bici.
Grazie. No, volevo fare notare ad Alessia, guarda che razza di asilo infantile. Per questo io non sono cresciuto infantile correttamente, non avevo un asilo adeguato. E questo è proprio un bel asilo, vedi? Qui la gente può andare a fare le cose infantili fatte bene, insomma, diventa infantile a livello pro, cosa che purtroppo non ho fatto mai, cioè sono infantile un fiato a caso. Allora, considerando che prima avevo trovato il rubinetto dove caricare l'acqua al camper e adesso consideriamo anche il fatto che c'è il campo da basket, direi che come area per venire a lavorare d'estate secondo me questa è il numero uno. Il parchetto con le giostre, metti che vuoi andare in tie giostre, sa che si mi vuoi andare in tie giostre, non ci fai da modello che fai vedere come funziona, va bene dai. Allora fa Marco, vai Marco, eccolo lì che esatto fa la rappresentazione di come andrebbe utilizzato questo rubinetto gigante, molto bello. Ma sigo anche il wifi, no? Devi scaricarti l'app tramite il codice QR che gli inglesi dicono QR e anche gli certi italiani ti dicono non si dice QR, si dice QR e ti te che dici, ascolta bambino, ma dove siamo? Siamo a Manchester o siamo magari a Eraclea, San Nonano, Enda, tu capisci? Quindi andiamo si dice QR, punto, e te tasi. Buongiorno, quanti spritz volete? 2, 3. Dove? Ah, quello? No, ho già provato, arrivo. Ok, ci siamo. Hai ragione, mi viene dalla Aspetta, avremo anche a James Bond qua, porca miseria. Sei un posto da VIP. Il mio nome è Tant, James Tant. No, dite sì, Francesco, non sta a fare il furbo. Piccolo girettino in bici. Ciao ragazzi, voi siete lì e io vado di qui. Che razza di posti, mi rendo conto sempre di più di quanto fortunato io sia ad avere questa e-bike che mi permette di fare tutte queste strade che altrimenti sarebbero veramente inarrivabili, perché col camper non ci passi. Il solito discorso, piedi, bici, eccetera, veramente il mio mondo si è aperto completamente. Quando mi sono partito non ho portato la GoPro, qua c'erano tutte le mulattiere, vedi che stiamo passando tutte le cose, i sentieri della guerra dove c'erano tutte le trincee, i posti da cecchinaggio, bellissimo. E il 2, bene, ho il posto assicurato. Qua fermo l'aperitivo. E gli aperitivi a casa di Singano, si vede anche il mare, no, il lago. Attento, vieni con me, vieni un attimo, fare una roba. Attento, casa di Singano. Allora, aspetta. E il mio c'ava, ah no, le là. No, qua in te c'ha, Gesù te c'ava le robe, qua no. Vedi tu? Che là, è il lago, esatto. Ah, mal di testa. Che bello avere gli amici a casa. Questo è il mio giardino. Non mi va tanto bene i vicini, perché abbiamo acceso, fammi pensare, 6 più 5, 11 minuti, però mi hanno interrotto 3 minuti prima, quindi 8 minuti il generatore per alle 5 del pomeriggio, per scaldarci delle focacce. Che anche te tira 3 o 4 bestemmie, perché voglio dire, il generatore ovviamente dà fastidio, ma stessi devo dormire o di notte, o se uno lo fa andare 2 ore, un'ora, no, 8 minuti. Dio da Dio, c'è sta moda ormai di additare i generatori che veramente, ragazzi, è sfuggita di mano, cioè non c'è più senso logico. Che figata. Allora, oltre a quelli che rompono i coglioni per 8 minuti di generatore, ai 5 del pomeriggio, con calma, perché se le di notte, ovvio. Volevamo ringraziare anche, no? Perché un po' Gesù ti diceva porgi l'altra guancia, e quindi noi porgiamo la guancia psicologica, e quindi ringraziamo anche per la cacchina del vostro cane e per tutti i bagigi, che attenzione non vuol dire pene vuol dire in genovese bagigio, da noi bagigio è l'arachide, quindi bisogna sempre stare attento. Qui ti dice vuoi un bagigio, cioè attento chi che ti lo dice, insomma. Fratelli e frittelle, Anche qua le zanzare. tante zanzare. È ora di opporci a questa ingiustizia, di sentire sempre calunniato povero Singano. Volevo chiudere questa serata con questo cielo un po' frufru, però no, l'iPhone mi cambia i colori, me lo fa un po' più sui colori caldi, giallognoli. In realtà è proprio celeste, blu e un po' di violetto. No, vedo dal monitor, non sono quelli i colori. Memo per me. Sì, perché non ha senso sta roba. Volevo ricordarmi quella sera quando con gli amici stavamo imbastendo sta roba qua. Era tutto bello, no?
E dopo mi sono pensato quando i vecchi dice basta la salute, è vero, perché mi viene male i cervicali, perché ho sudato, ho preso aria in bicicletta e non penso altro che al male ai cervicali, cioè anzi i grilli qua, là, così, ste robe, i bissi qua, no, ste robe qua che fa rumore così, senti, cicale, vabbè, non so se dovrebbe essere bello, ma dà fastidio perché ho mal di testa ai cervicali, vedete chi morisce anche loro? No, aspetta un attimo, adesso ditemi, ok, gentili pubblici, perché io ho più pubblici, quindi in plurale pubblici, se non è romantica questa scena. Cioè guarda che bello, seduti al chiaro di luna, eccola lì la luna, la vedi? Guarda al centro, vedi? Ok? Io Paolo, a volte la Gardea da Gianni quando che inaugura. Ok, diciamo, perché no? Certo, queste frasi poetiche che corniciano, no? Questa serata, questo intreccio di feeling, no? Che accende la relazione, no? Senti? Le gare. E una bottiglia di vino che scioglie i freni inibitori e le restrizioni culturali. Non sono sempre una persona vendicativa, però sto godendo come un riccio, perché a quella che aveva rotto i coglioni per i 5 minuti generatore alle 5 del pomeriggio per scaldare un attimo il pane, gli sono arrivati dei vicini particolarmente rumorosi e adesso è notte. Wow, appena dopo la seconda chiesa, ok, da Lorenzago di Cadore, andando verso in su, trovi un cartellino marrone con simbolo dell'omino con scritto Miandre. Qua c'è probabilmente sto sentiero che porta, che è molto bello, immerso nella natura, perché noi stavamo cercando un qualcosa da fare, perché giustamente arrivi attorno all'area camper, noi non siamo quelli che stanno tutto il giorno al tavolino fuori e tutto il resto del tempo dentro al camper, soprattutto io che vivo e che lavoro, quindi insomma non è proprio piacevole, ecco, mentre che te vai in vacanza fa sta roba. Aspetta che ti immortalo mentre guardi le case dall'alto, che volevi vedere le case dall'alto, ecco, vedi, adesso sei immortalato, cioè vedi, uno chiede e viene esaudito. 4 tettone grasse rosse con gli occhi verdi e autoreggenti bianche. Gentile pubblico, io spero tanto tu apprezzerai non tanto la fontana, non tanto il cartello dell'uscita scolari, ma questa bellissima villetta nella collina, guarda che bella. Io non la vorrei mai, anche perché va a giardino da tagliare, da dare il diserbo, guarda il diserbo che ho da dare, anche no? E dopo vedi, testimonia questa cosa, le case, ma anche il camper, perché la materia in generale, a sé consuma, hai capito? Quindi necessita di costante manutenzione. Se non gli dai la manutenzione, ossia il tempo Sky uguale tempo, ti riduci così e perdi tutto. Questo vale per tutto, il camper, casa, macchina, moto, ok? Quindi meno hai, meno tempo spendi. E apprezza anche questa pizzeria vintage, guarda che al centro il cartello uscito pizzeria, vedi? Cazzo figata. Aspetta, volevo far vedere anche al pubblico questo bellissimo, l'albergo Trieste, molto tipico, molto vintage, quell'espressivo murales che mi mette un filo di depressione, ma è proprio quello probabilmente ciò che volevo esprimere, quindi molto bello. E guarda, a lavanderia, non nel senso quella che sei abituato a vedere, a concepire tu, ma la lavanderia, quella che si usava una volta, si faceva il bucato, no? Cioè strusciavi lì i vestiti col sapone in quelle piastre di cemento e probabilmente, diceva l'Alessia, il termine bucato nasce da lì, perché strussa si buca. Sì, la cinghia. La cinghia plastica, dove? Sì. Ce ne sono, tipo, beh, l'Ardel le fa, infatti faceva una naked, non mi ricordo il nome, che cacchio era, che era appunto la cinghia. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Sembra di no, ma ci sono di quei burronauts. Guarda, è tanto ripido. No, aspetta, per l'inquadratura inganna. Vedi? No, forse, no, credo che in camera non si capisca. Comunque è tanto ripido, cioè perché se inquadro così sembra dritto. In realtà no, cioè è dritto sì, ma verso giù. Bellissimo sto paesino.
Perché è pieno di bar, negozi, cioè qualcosa veramente d'epoca, sono rimasti fermi nel tempo e io questa cosa l'apprezzo. Non avevo voglia di mettermi davanti al PC proprio. Com'è che hai lavorato te prima? Eh? Com'è che hai lavorato te prima? Leggendo Amsterdam. Ah, Un bel che bello. fumetto degli anni Il lavoro, 70. che toppina la bionda. Aspetta, stacco all'infinito. Si è allontanato. Metro il gavitello. Aspetta, scusami Marco, perdonami. Volevo condividere con il nostro pubblico questa nozione che potrebbe essere anche interessante, cioè piacevolmente interessante, il gavitello. Gavitello. Cos'è il gavitello? Il gavitello è una specie di boa che viene messa a largo delle spiagge, che viene fissata al fondo con del materiale molto pesante e ci si può attaccare con una barca. Quindi la differenza tra una boa e un gavitello è semplicemente il peso, ossia che il gavitello Quanto- tiene una barca. Esatto. La boa La invece boa- arriva no, la la mia boa. amica Ciccia che altro gioco che prima. Porco cane. No, Ale no, ma lei il discorso no, Ale abbiamo analizzato Esatto. la storia, lei, è il colore dei capelli che a me attirava, no, tu. Bianchi? Quindi notava essa geosa dei peli, hai capito? Perché i capelli sono peli, no? Alla fine. Io i gavitelli, sempre sotto dei gavitelli peli. Dai, scusa, mi passa Ciccia in mezzo, dai. E, insomma, allora la differenza è appunto La boa che... serve a segnalare, non serve a... Esatto, in realtà Sì, sì. vabbè, però quelle di Jesolo hanno anche il piccio che tu ti puoi attaccare col moscone o col materassino, cioè è Il fatto moscone, apposta. Sì, però il moscone è leggero. Sì. Come se parliamo di imbarcazioni, là non ti puoi attaccare. Esatto. Ovvio, esatto, e questo è il gavitello appunto, Esatto. poi passa il La differenza compito del tra il gavitello e gavitello. boa. Ok, però appunto a Jesolo fino al moscone, che sarebbe il pedalò perché molta gente non sa cos'è il moscone è sempre stato il moscone negli anni 80, poi non so, sono venuti fuori i film e allora è diventato pedalò. Il pedalò è un termine magari non veneto, ma è un bel termine. Sì, ma tu laziale. metta il moscone, vai a noleggiare il moscone e vai a noleggiare il pedalò. Cioè che il pedalò ti dà anche l'idea del pedalare, cioè Pederasta. ti mette ansia, mentre il moscone, cioè la mosca voi da sola, cioè capisci? C'è tutto un lavoro psicologico sotto, cazzo. Ovvio. Aspetta, Mi pare che- stanno ti ho visto contando. qua disponibile, vabbè, disponibile per come te, ero fuori casa. Oh ragazzi, Cioè, ci hanno provato sessualmente un tuo comilitone. No, non ci ha provato sessualmente, no. Però È interessante per la gente, no, anche i ragazzi che crescono. Era per me devono stare in sapere compagnia come con le stare al persone. mondo, cioè, Per lui era difendersi. qualcosa di più, insomma, stare insieme a una persona. Se lui voleva un po' più di compagnia. Esatto. Mentre te ti calda. limitavi a... Ok, giusto per capire. Quindi, dai Api, sto facendo un discorso serio, sto salvando l'ano alle nuove generazioni che escono e che andranno a fare il militare e le api mi distraggono. Dai, cioè veramente uno ci mette l'anima per dare un qualcosa all'umanità e niente. Senti, sì. Senti, perché io sono rimasto fermo agli anni 80. Cioè, per me queste sono vibrazioni, sono emozioni, non quella merda di trap che sento, per carità, con tutto rispetto, ma a confronto. Come quella volta che mi sono incassato come una bestia, una delle canzoni più famose di De André, 300.000 visualizzazioni sul canale ufficiale. Non faccio nomi, per carità, Poiretto, tutto quello che vuoi, un cantante secondo me di merda, ossia per nulla a livello di De André, 110 milioni di visualizzazioni in un anno. E io sono rimasto scioccato, ma non per lui, ma per voi che lo ascoltate, Dio caro. E sta per finire anche quest'altro weekend. Oh, mando in mona tutti quei che io chiamo weekend. Perché se dice fine settimana, ciao, prossima. Il CP, amore, fa caldo, sì. Una notte la passiamo assieme, sì. Digli. Amore mio bello, guarda, che lei ha voluto venire a fare le nanne assieme. È vero Gioia che ho voluto fare le nanne assieme, sì. Racconta al gentile pubblico. Che per tenere un cane in camper, per quanto io dica sempre insomma sia sconsigliato nel periodo estivo, tenere un cane in camper significa tenerlo dentro. Ricordiamo almeno a delle cose di emergenza, digli tipo un ventilatore con power bank, così dura gli butta avanti, finestre sempre aperte tutte quante. Ora è primissima mattina, ci siamo appena alzati, abbiamo 29,9 gradi dentro in camper, un tasso di umidità che è del 69%, ma secondo me è decisamente superiore, è da tarare. Ecco, se volevo ricalcare un attimo sto consiglio che io ho dato. Allora, io in questo camper ho il climatizzatore, dehumidificatore, tutto quanto, però insomma chi mi conosce da anni sa che utilizzo sempre, fate caso, sono sempre questi, cioè hanno 5-6 anni sti ventilatori, sempre sti ventilatorini
al minimo, diciamo, e te li metti davanti. Guarda il cane, non lascia mai neanche. Mama, I just killed